Buongiorno, ore 7:15 e siamo arrivati, penso, alla partenza della gita di oggi. Non mi sono neanche pettinata, tanto dobbiamo andare in gita. Però non sappiamo dove dobbiamo andare e quindi qui c'è un parcheggio e niente, dobbiamo vedere dove andare. Sicuro. Mi sono riposata un attimo i polmoni che non sono più abituati a respirare così e d'altronde è la prima gita dell'anno questa. Eh sì, non ne ho mai fatte quest'anno, quindi non sono più abituata a camminare così. E non è che sia salita di quelle ripide, però è sempre salita su ghiaia. Si poteva arrivare anche in macchina. Ma siamo bravi e quindi camminiamo invece che andare in jeep, no? Bene, ci ha superato uno con un cane. C'è il cane che continua ad andare avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro. Vorrei avere la forza dei cani quando vanno in passeggiata. Veramente. E va bene, andiamo. Continuiamo questa mini gita di questa domenica. Siamo su una distesa di ghiaia di sassi, cioè una frana unica praticamente, tutta fino alla via in fondo, tutta frana. Vola.
Allora, a voi sembrerà passato un niente, un secondo, cioè per voi sarà passato un secondo, per noi è passato un po' di tempo, perché siamo andati su per un sentiero che non era quello giusto e non si sa perché a un certo punto non c'erano più indicazioni. E vabbè dai, comunque siamo arrivati alla capanna degli Alpini e qui poco lontano, un quarto d'ora circa, dovrebbe esserci la cascata delle Pile. E adesso vi faccio vedere, qua c'è un prato enorme con anche la HD elicottero.
scesi dalla cascata e sì, potevano sistemare tutto il vario sentiero che arrivava alla cascata, per dire, cioè non so adesso quanti anni che è messo così, però sinceramente poteva essere sistemato. Comunque sono rimasti i ferri, c'è una scala che è lì in piedi così perché è in piedi, vabbè. Comunque è bella, una cascata, una semplice cascata, niente di che, però come gita mi mancava, essendo una gita facile, insomma, volevo farla. E il tempo si sta annuvolando, cielo pecorelle, pioggia catinelle. E quindi ecco, noi ci mettiamo qua a mangiare lontano dalla capanna, visto che abbiamo il nostro pranzo. E mi serve il cavalletto. Dov'è che l'ho messo? Di qua, sì. E niente, questo è tutto. Li mangiamo. Qua è umidissimo, cioè non hanno, cioè, niente, non dico niente perché sennò poi qualcuno mi critica, allora non dico niente. Allora, come pranzo, no, bevanda, mi sono messa nell'acqua al Polase Sport e perché alla fine ce l'ho, era arrivato con la Degusta Box e quindi lo uso anche. Invece come pranzo ho preparato ieri sera il riso con farro, orzo, lenticchie e carote, sì, e un po' di formaggio. E nel riso ho messo anche l'olio. L'unica cosa che mi sono dimenticata il pane o dei grissini, crackers, mi sono dimenticata quelle cose, ma non importa. Pazienza, tanto era una gita corta questa. E si può arrivare anche in jeep qua, quindi buono a sapersi. E sta arrivando ancora gente, quindi direi che è meglio che mangio. Stiamo tornando indietro, mi sono seduta un attimo per terra, relax un secondo, e abbiamo sbagliato di nuovo la strada perché non è così segnata come sembra e ce ne sono tante, ci sono tanti posti dove si può passare, quindi essendo tutta frana si può passare un po' ovunque, quindi ci si perde un attimino. Comunque niente, come gita non è stata, cioè non è stata male, ma non è stata neanche granché. Insomma, non mi è piaciuta particolarmente, c'è anche servizio navetta visto, però è del Rifugio Galassi e dalla capanna degli Alpini a Rifugio Galassi sono circa 2 ore e nient'altro. Il sole è caldissimo, io ho la giacca perché prima avevo freddo, però in realtà fa caldo. C'è di nuovo la farfalla qui con me, mi vuole tanto bene. Arrivati alla macchina, penso di essermi bruciata la faccia perché tutta la discesa è stata al sole su ghiaia, per cui sto morendo di caldo. Io per fortuna in gita vado sempre col costume e poi ho dei pantaloncini che sono veramente corti e quindi sembrano delle mutande e quindi mi abbronzo bene. Vabbè, mi devo togliere, sono sempre in mezzo, io adesso devo togliere gli scarponi per cui faccio il giro. Tolgo gli scarponi, metto le ciabatte e spero di non avere vesciche, spero, ma dubito. Qua c'è una lattina per terra. Volevo mettere gli scarponi dietro. Non mi danno fastidio davanti. Bene, è pieno di gente che mangia qua. Ecco, io allora mi cambio gli scarponi. Oh, che caldo che c'è qua dentro. Cos'è? Fa qua dentro.
Mi metto qua sotto. Ah, che bel posto. Come avete visto, paesaggio diverso perché stiamo andando in baita a pranzo. Abbiamo mangiato prima, però abbiamo mangiato alle 10, 10 e mezza, e quindi adesso io sinceramente ho già fame, è l'1:30 e quindi niente, siamo a pranzo su. Siamo passati giusto un attimo a casa e io mi sono data una lavata e nient'altro, mi sono cambiata e basta. Ho messo un po' di doposole qua perché sono scottata sulle spalle e sulla faccia anche l'ho messo, ma non sembra scottata. E niente, questo è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo video. Era un posto che volevo visitare da tanto, la Val d'Oten e la Cascata delle Pile, e sinceramente però non mi ha impressionata granché. Sì, è una bella gita, ma sinceramente c'è di meglio, c'è di molto meglio e nient'altro. Quindi spero di avervi tenuto compagnia, appunto. Aspettatevi altri vlog del genere e tornerò molto probabilmente in altri posti dove vi ho già portati, però magari farò lo stesso il video. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e alla prossima, ciao!